Oggi avevo proprio voglia di mangiare qualcosa accanto al caffè. M'hanno detto addirittura che esiste un cioccolato zero zuccheri. È così? È proprio così, vieni con me a scoprirlo. Voglio troppo assaggiarlo. Arianna, adesso è il momento di preparare il caffè. Finalmente. Finalmente, dai, diamoci da fare. Dai, iniziamo. Da napoletana doc, anche tu dovresti saper fare il caffè. Vediamo. Sì, ci provo, dai. Proviamoci. Mi raccontavi prima che tu sei biologa nutrizionista, giusto? Esattamente, sì. Quindi la tua passione è curare, prenderti cura del benessere degli altri. Esatto. Come hai cominciato? Allora, come ho iniziato? Vado un po' indietro con gli anni in modo che tu possa avere un quadro un po' più chiaro. Diciamo che durante la mia adolescenza, anche se molti non lo direbbero, anch'io ho sofferto di disturbi del comportamento alimentare, quindi anch'io ho avuto un periodo un po' conflittuale con il cibo, mettiamola così. Quindi sono stata fortunata perché nonostante non mi sia mai affidata a una nutrizionista, perché io non ho mai fatto nessun tipo di percorso, ho cercato di uscirne fuori da sola, iniziando questo percorso di studi che poi mi ha portato insomma a diventare una biologa nutrizionista. Quindi mediante il mio percorso di studi ho capito effettivamente cosa significasse mangiare bene realmente, perché ovviamente quando si ha un rapporto conflittuale con il cibo a volte si pensa che il cibo sia un nemico, no? Certo. Viene visto come il nemico è come quello che ti allontana dall'obiettivo ipotetico che ci si prefissa nella propria mente, ma che in realtà spesso e volentieri è solamente, sto facendo un casino. No, tranquilla, è tutto normale, anche perché preparare il caffè prevede anche questo. Esattamente. Se casca vuol dire che è buono. Esattamente, esattamente. E quindi, come ti dicevo prima, insomma, ho iniziato questo percorso di studi un po' per una rivincita, no? Con me stessa. E poi ho superato questo periodo appunto studiando la materia della nutrizione, ho studiato biologia, poi insomma mi sono poi laureata nella magistrale di biologia sempre alla Federico II e nel giro insomma di 5 anni poi ho terminato il mio percorso di studi e finalmente ho iniziato la mia carriera da nutrizionista. Che ti ha portato poi alla tua azienda, impresa oggi a tutti gli effetti, che è Cioco Zero. Esatto. Però Ari, spiegaci meglio come funziona, cioè esiste davvero un cioccolato zero zuccheri? Allora, esiste perché durante il lockdown ho avuto un po' di tempo per pensare a qualcosa che non ci fosse attualmente sul mercato, perché è facile trovare cioccolato fondente 80-90%, cioccolato fondente senza zuccheri, però parliamoci chiaro, non a tutti piace questo cioccolato fondente e puntualmente noi nutrizionisti lo inseriamo sempre in tutte le diete. Confermo. E io lo amo, ok? Partiamo da questo. Io sono amante del cioccolato fondente, però effettivamente c'era un'alta richiesta di qualcosa che potesse appagare il palato e che non fosse necessariamente amaro come il cioccolato fondente. Anche che avesse più scelta, no? Che avesse più scelta, esattamente. E quindi insomma durante il lockdown ho avuto un po' di tempo per pensare. Penso insomma un po' tutti abbiamo avuto un po' di tempo è libero. stato insomma ottimale per alcuni di noi. Esatto. Perché fermarsi talvolta è sempre una cosa buona per riflettere, per guardare un po' dentro noi stessi. Sì. E tu hai scoperto una fabbrica di cioccolato Esatto, dentro di te. esattamente, non l'avrei mai detto, eppure alla fine insomma mi sono cimentata in questa cosa, perché poi ovviamente io ero estranea, no, al settore, certo. non avevo mai fatto nulla, in famiglia non ho nessuno che produca cioccolato o nulla del genere. E quindi io ho cominciato a lavorare a questa cosa con l'aiuto di Antonio, del mio socio, che mi ha appoggiata insomma in questo progetto e appunto ho sfruttato questo tempo libero per ideare questo cioccolato senza zuccheri aggiunti, porzionato in 9 gusti attualmente disponibili, quindi non solamente fondente, in modo da accontentare veramente ogni palato. Esattamente, pistacchio, cioccolato al latte, cioccolato bianco, arachidi, veramente ce n'è per ogni gusto. E quindi è nato un po' come un gioco, parliamoci chiaramente, perché non pensavo
potesse andare così bene. Pensavo fosse un'ottima idea, perché effettivamente non era un prodotto, era un prodotto nuovo, un qualcosa che sicuramente avrebbe attirato l'attenzione del cliente target, no? Che è la persona che è un po' più attenta al prodotto, un po' più selezionato, un po' più sano, porzionato, la porzione, perché poi è quello il valore aggiunto del prodotto, il fatto che tu sappia sì è senza zuccheri aggiunti, però non è che me ne posso mangiare 1 chilo, perché altrimenti non va bene, quindi la porzione serve proprio a questo. Eccola, facciamola vedere, è proprio questa. Questo no? è l'assaggio, questo Ah, è il l'assaggio. cioccolatino, la porzione invece insomma te la mostrerò. Ah, dopo ce n'è un'altra. Esatto, ce n'è una un Voglio po' più vedere grande, tutto. ti faccio vedere tutto, promesso, che ci serve insomma per dare l'idea al cliente di quale sia la porzione adatta, per non sforare con il contenuto ovviamente di grassi, perché noi sappiamo che il cioccolato fa bene, nella misura giusta può essere mangiato, però non bisogna esagerare, quindi noi abbiamo pensato anche alla porzione in modo da dare ai nostri clienti l'idea di non devo rinunciare a nulla, perché rinunciare non va bene, ma almeno scelgo una versione un po' più sana del cioccolato. Ci sono proprio tutti i gusti. Tutti. Cioè, questo praticamente è un regalo per noi amanti del cioccolato, ma anche per te, come prima mi raccontavi. Esatto. Quindi diciamo che hai voluto fare quasi un regalo di cioccolato, e diciamo che facendo del bene non è soltanto questo quello che tu hai fatto, ma a me piacerebbe condividere un po' con chi ci sta guardando adesso l'ultima tua esperienza in Africa. Anche quella, no, è stata una sorta di regalo che tu, anzi molto più forte, più come dire emotivo, che tu hai regalato alle persone dove sei andata. Raccontaci un po' di questa esperienza. Sono contenta insomma che mi chiedi questa cosa, perché è stata un'esperienza che mi ha veramente toccata tanto. Sono stata lì insomma per la prima volta, perché faccio parte di un'associazione che opera lì sul posto in Tanzania, e la donazione veniva fatta periodicamente ovviamente da me, però è stata la prima volta che ho potuto insomma allontanarmi dal lavoro e dedicarmi al 100% a questa cosa. Ti dico che è stata un'esperienza veramente bella, te lo dico tra virgolette, perché ovviamente ti riempie, ma allo stesso tempo ti rende un po' triste, perché quello che noi a volte vediamo sui social, online, in TV, ti dico che spesso è molto peggio di quello che sembra. Quindi il fatto di essere lì e di vivere effettivamente la loro quotidianità ti fa calare nelle loro vesti e ti fa rendere conto in primis di quanto noi siamo fortunati ad essere nati, perché poi insomma non lo scegliamo noi dove nascere, in un'altra parte del mondo, e ti fa capire quanto sia importante dedicare nella nostra vita, se abbiamo la possibilità ovviamente, un piccolo spazio per chi è meno fortunato di noi, perché è una cosa che, come ti dicevo prima, ti riempie, ti fa stare meglio, perché poi parliamoci chiaramente, aiutare gli altri fa stare bene anche te, e ti dà l'opportunità insomma di, come vi dicevi prima, di far stare bene anche qualcun altro e di aiutarlo con i mezzi che magari hai a disposizione e che loro non hanno. Quindi è stata veramente una bella esperienza che spero vivamente di ripetere. E io te lo auguro. Guarda, con questo cioccolatino tra le mani pensavo, e se tu oggi dovessi portare questo cioccolatino alla Rihanna di 20 anni fa, che cosa le diresti? Ecco, te lo do così. Allora, le direi sicuramente che deve credere di più in se stessa, perché la vita le riserverà tante sorprese che sicuramente non si aspetta, e deve credere nelle sue potenzialità, perché spesso dietro l'insicurezza si nasconde una grande forza, e questa è una cosa che direi alla Rihanna di 20 anni fa e che direi anche a tante altre ragazze. Parlo di ragazze insomma, perché oggi siamo tra donne come me, che magari hanno paura di cimentarsi in qualcosa, perché spesso la nostra società ci mette un po' alle strette, no? Parliamoci chiaramente, quindi ci vuole coraggio, e io direi a quella Rihanna di avere coraggio. Questo è stato uno dei motivi per cui fortemente oggi ti ho voluta intervistare, perché l'impresa, l'azienda, ecco, ancora oggi si pensa è così. No? Me lo puoi confermare che sia qualcosa di molto maschile, che sia l'uomo che deve comandare, che deve portare avanti un'attività. Arianna oggi è un monito che noi donne ce la possiamo fare, quindi anche tu che stai guardando questo video e magari non credi in te, come dice Arianna,
credi più in te stessa. Assolutamente sì. Adesso noi, credendo in noi stesse, andiamo a mettere il caffè sul fuoco. Andiamo. Pronta? Pronta. Chissà com'è. Andiamo. Rosa, allora io il caffè l'ho fatto, non so come sia venuto. Vediamo, ci siamo, il caffè è da provare, però insieme al caffè permettimi di assaggiare anche il tuo meraviglioso Ci sta, cioccolato. dai, assaggiamolo insieme. Volevo chiederti qual è il ricordo più bello che hai qui in azienda, perché poi c'è un profumo pazzesco qui. Vero, ce ne sono tantissimi perché, come ti ho raccontato, insomma, ne siamo partiti veramente dal nulla. Da zero? Esatto, da zero. Di ricordi belli ne ho veramente tanti, però quello che ricordo con una maggiore emozione è quando per la prima volta ho provato le prove definitive appunto del mio cioccolato, del cioccolato Choco Zero. È stato veramente bello perché non pensavo potessimo raggiungere un risultato così buono e così soddisfacente, quindi lo ricordo veramente con tanta emozione perché poi da lì è partito tutto. E allora lascia fare una prova anche a me, vediamo com'è il tuo cioccolato. Che ne pensi? Buonissimo. Il caffè? Vai, Sicuro è caffè. Che emozione entrare in una vera e propria fabbrica di cioccolato. Mi sono sentita quasi come nel film di Willy Wonka. Chissà il prossimo ospite che cosa avrà da raccontarci.